Benvenuti, oggi è venerdì 6 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:34 e tramonta alle 19:22. La luna si leva alle 9:33 e cala alle 20:49. Oggi si celebra San Zaccaria. Il nome Zaccaria, di origine ebraica, significa Dio si è ricordato. In arabo Zaccaria è anche un profeta dell'Islam ed è menzionato nel Corano. Oggi 6 settembre è il Read a Book Day, cioè la giornata in cui si invita alla lettura di un libro. E non viene intesa solo una lettura individuale, ma anche di gruppo, magari ad alta voce ai propri figli o nipoti o viceversa. La lettura è un'attività che permette di creare unione tra generazioni diverse, allargando i propri orizzonti ed avventurandosi in mondi magici, viaggiando nello spazio e nel tempo. Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, oggi compie 41 anni. Il cantautore siciliano dal 2020 ha intrapreso una collaborazione artistica con Antonio Di Martino, col quale ha formato il duo Colapesce Di Martino. Hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021 con la hit Musica leggerissima, classificandosi quarti. Il sodalizio si è ripetuto nell'edizione 2023, presentandosi con il brano Splash, che si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini ed il premio Sala Stampa Lucio Dalla. Compie invece 42 anni l'attrice Ilenia Lazzarin. La sua carriera inizia lavorando in campo pubblicitario, dopodiché entra nel cast della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, in cui interpreta il ruolo di Viola Bruni. Esordisce come protagonista nel 2000 nel ruolo di Samantha in Atlantis, trasmesso da Rai 1. Nel 2016 e 2017 conduce la seconda e terza edizione di Il contadino cerca moglie su Sky. Infine, oggi compie 79 anni Kiyoshi Nagai, in arte Go Nagai. Senza dubbio il più famoso autore di fumetti giapponese. È infatti l'ideatore di serie che hanno dato origine a un vero e proprio filone dell'animazione e dei manga nipponici. Il genere robotico grazie alla creazione di Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Goldrake, Gigrobot d'acciaio. Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentigginoso che conquista con la sua irresistibile simpatia. È Pippi Calzelunghie che fa il suo esordio italiano in TV il 6 settembre 1970, una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo svedese di Astrid Lindgren. Orfana di madre e con il padre marinaio impegnato nei mari del sud, Pippi vive nella grande e pittoresca Villa Colle, insieme a due inseparabili amici, Zietto, un cavallo, e il signor Nilsson, una scimmietta. La prima serie trasmessa in Italia dalla Rai conquista subito grandi e piccini e consacra il personaggio interpretato dall'attrice svedese Inger Nilsson. Siete amanti del mare? Siamo nel mese di settembre ed ancora nella nostra amata Sicilia si va al mare. Vi sarà sicuramente capitato di notare che i canotti cambiano volume a seconda della temperatura, cioè d'inverno hanno un volume e d'estate si espandono leggermente. Questo è dovuto alla temperatura esterna che fa sì che aumenti anche la temperatura dell'aria all'interno del canotto, con conseguente aumento di volume. Se tenete i canotti o i gommoni in un garage ed d'estate li immergete subito in acqua, state attenti perché lo shock termico con l'acqua potrebbe farli scoppiare e rovinare la vostra giornata di mare che magari stavate aspettando da un po'. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna e Venere sono congiunte raffinatamente in bilancia. Cosa vogliono dire le signore dello zodiaco ai 12? Un messaggio d'amore sicuramente molto romantico e raffinato. Ariete,
Luna e Venere sono in opposizione, non c'è aspetto più forte che segnala cosa veramente all'orizzonte si desidera, qual è l'obiettivo da raggiungere e qual è il sogno da coronare. Ebbene, è l'amore che volete, è la coppia strutturata e fissa? Bene, lavorateci su perché sta arrivando. Toro, una giornata oggi che prevede un rinforzo della vostra bella Venere dalla complicità della Luna e tutto in bilancio. Una giornata ipervenusiana che inaugura un periodo di grande romanticità e passionalità. Siete finalmente riusciti a essere sicuri del vostro rapporto sentimentale e soprattutto anche a configurare patti e condizioni a livello lavorativo in maniera bonaria, efficace e con tanti accordi e patti che vi porteranno molta fortuna. Gemelli, è finalmente il periodo dell'amore, non solo la Luna e Venere in bilancia sono a voi di trigono, ma stimola anche il grande Giove che si vuole espandere in una ricerca di amore grande e assolutamente pieno di novità e ambizione. Non sono esclusi anche dei viaggi o delle fughe romantiche, per meglio dire. Cancro, Luna e Venere oggi non sono a voi molto congeniali, vi rimane Marte per essere passionali, ma proprio negli affetti o nell'armonia c'è ancora molto su cui lavorare, anche perché dovrete essere un po' diplomatici sia con il partner che in famiglia, perché alcune tensioni sono finalmente esplose e adesso dovete tentare di recuperare le parti tentando di mantenere una certa armonia. Leone, una giornata oggi che prevede una dolcissima comunicazione affettiva, lieti eventi, belle notizie che arrivano, soprattutto in famiglia e nel vostro mondo affettivo, una rassicurazione dal partner che per voi è un toccasana, soprattutto in un momento così incerto e altalenante di emozioni. Vergine, la giornata di oggi prevede Luna e Venere assolutamente congiunti nel vostro secondo campo, quindi chiarezza, quindi solidità affettiva, economica, quindi delle certezze come le desideravate da tempo e finalmente tornate vigorosi anche perché Marte è dalla vostra parte e le insicurezze non mancheranno. Seppure Saturno e Sole sono in opposizione, questo è un periodo che va affrontato con una maggiore vigoria, siate più sereni. Bilancia, stupenda configurazione nel cielo per voi oggi, tra l'altro con un Giove che sorride a quest'unione della bella Venere con la Luna nei vostri gradi ed ecco finalmente tornare per voi il periodo del lavoro, un incontro giusto, speciale, meraviglioso, anche delle ambizioni affettive che vengono finalmente coronate. Scorpione, la Luna e Venere in 12ª casa vi fanno ancora un po' nostalgici, alcuni di voi ripercorreranno il passato, mentre altri saranno in viaggio, probabilmente il lavoro vi obbligherà a misurarvi con dei nuovi incontri, delle nuove relazioni che però hanno in serbo per voi delle grandi novità e che vi porteranno decisamente molta fortuna. Sagittario, una Luna e una Venere così amiche in 11ª casa non fanno altro che far avverare i desideri e rendervi molto più sicuri delle relazioni affettive ed amicali, tant'è vero che molti di loro vi aiuteranno a togliervi le castagne dal fuoco da tutta una serie di faccende. Oggi arriverà una buona notizia che vi farà sapere che certe pendenze o certe problematiche sono finalmente risolte. Capricorno, Luna e Venere di quadratura, inizia un periodo un po' litigarello in amore, tant'è vero che Marte è anch'esso in opposizione. Cercate di mantenere la calma e soprattutto non fate come al solito di rifugiarvi nel lavoro escludendo il partner dalle vostre dinamiche. Acquario, una stupenda congiunzione di Luna e Venere dalla bilancia in trigono perfetto con i vostri gradi. Oggi vi sentirete decisamente meglio, più in forma, molti di voi potranno iniziare una palestra o un'attività fisica o fare di tutto per sentirsi più belli e anche un po' più sani. Oggi probabilmente l'amore busserà alla vostra porta, voi sarete sempre persi nei vostri intermundi e nei vostri sogni, ma non per questo dimenticherete di aprire. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che vi fa sentire un po' esclusi da alcune dinamiche, ma Marte per adesso è dalla vostra parte, per cui per adesso vi interessa molto spendervi nei nuovi progetti lavorativi che avete appena varato.
tutto oggi sembra essere comunque abbastanza distante da voi. La sicurezza degli affetti ritrovata in serata vi sarà comunque di congeniale abbraccio per sedare un po' le stanchezze e i tumulti che state affrontando in questo periodo di grande cambiamento. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano Pavarotti. Nato a Modena e morto nella stessa città il 6 settembre del 2007, ritenuto il più grande tenore di tutti i tempi sia per le capacità vocali sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Proprio nella sua Modena creò un evento di respiro internazionale a scopo benefico, il Pavarotti and Friends, che lo vide duettare con le grandi star del pop e del rock internazionale, da Bono Vox ai Deep Purple. Il suo cavallo di battaglia era la celebre romanza della Turandot di Puccini, Nessun dorma. Oggi vi sveleremo un altro simpatico proverbio inglese. Il detto è "Honesty is the best policy". L'onestà è la miglior politica. Il suo messaggio è tanto semplice quanto fondamentale. Sebbene la realtà possa talvolta apparire diversa, possiamo comunque farla diventare migliore, seguendo questo detto del giorno un passo alla volta. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Guillaume Postel, linguista ed astronomo, fu un personaggio eccentrico e mistico. Nel 1553 dichiarò la fine del mondo, sconvolgendo la corte di Francesco I di Francia. Dotato di vasta cultura, Postel conosceva numerose lingue e divenne regio interprete di matematica e lingue straniere. La sua originalità risiedeva nella convinzione di essere scelto da Dio. Le sue idee estreme lo portarono a cercare consensi tra gesuiti, studiosi di Cabala e turchi. Tuttavia l'Inquisizione lo accusò, assolvendolo dell'eresia ma considerandolo folle. Dopo anni di prigionia morì in isolamento. I suoi scritti, che spaziavano dalla filologia alla politica, alla religione e alla linguistica, furono dimenticati per secoli, fino ad una recente scoperta. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'equilibrio tranquillizza, ma la pazzia è molto più interessante. Vi auguro di trovare il vostro equilibrio, magari con qualche momento di pazzia, come dice Russell, in questo inizio weekend. Io vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.